Hello, good morning.抓身。People coming. So, I would like to take some questions. Vedo che molte persone devono ancora arrivare, adesso possiamo vorrei ricevere un po' di domande, se è possibile, se le avete. Guardate microfoni. Chi vuole domanda? Prego, vieni qui. Yes. Prego. His Holiness, I would like to ask you, which advice or suggestion would you give to the Polish citizens that have their countries in war, or the people that participate in war? You want to know what advice to give to people in war and to people who wage war? Is that your question? The people that have the police systems that have their countries in war, or the people that they participate in war, what will the suggestion or advice that Mr. Holiness Dalai Lama will give? That's very difficult, extremely difficult. People's emotion, very strong emotions such as anger, and also to some extent anger, fear, bodies come together. So therefore, when individuals' mind is fully controlled or occupied by anger, then there is no room thinking, reason. Very difficult. I think such a person who really fully develop anger, if we ask
of these things compassion, keep it on. Very difficult. So that's why say we need firstly constant effort about peace, harmony, compassion, particularly various community situation. She should take constantly some effort to promote or to make awareness, compassion, value of compassion, forgiveness, tolerance. Then basically we need systematic sort of education from kindergarten to university. Then next generation, that means after 20 years, 30 years, then the world will become more peaceful. So at this moment, very sad feeling. I think this very moment, we enjoy peace and tranquility, relax. But the same planet, same living, killing each other. And innocent children, women, old people, suffer. Now in Syria, Iran. Very sad. But God, this kind of situation, now we have to think in the future. How to prevent such situation? La domanda era che consigli si possono dare a quelle popolazioni e alle persone che sono in guerra dei conflitti. Ora questa è qualcosa di molto difficile perché nel momento in cui le persone sono prese da fortissime emozioni distruttive come l'odio, la rabbia, e molto spesso l'odio e la rabbia vanno insieme alla paura, e la mente è completamente controllata, nel momento in cui la mente è completamente spinta, controllata sotto il dominio presa da queste emozioni distruttive, non c'è possibilità di ragionare con queste persone, non hanno la capacità di ragionare. Se a una persona completamente arrabbiata gli dici in quel momento medita la compassione, probabilmente si mette a ridere. Per cui la cosa più importante qual è? Fare uno sforzo continuo per promuovere la pace, l'armonia, la compassione, specialmente le grandi religioni del mondo dovrebbero fare questo, promuovere costantemente i sentimenti di compassione, lo sviluppo dei sentimenti di compassione, di perdono, di tolleranza. E insieme a questo, molto importante, è far sì che questi sentimenti vengano promossi a livello di istruzione sistematica, cominciando dall'asilo fino all'università, in un modo completo. Per cui che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui riusciamo a far entrare a livello istituzionale nell'istruzione la cultura dello sviluppo di queste emozioni positive, compassione, amore, tolleranza e così via, vuol dire che la prossima generazione ne beneficerà. Per cui dal momento in cui questo comincia, dopo 30 anni, quella generazione comincerà a essere di beneficio nel mondo, avere un effetto benefico nel mondo, e anche queste cose cambieranno. Adesso in questo momento non c'è niente da fare. In questo momento è un momento veramente triste, mentre noi siamo qua che godiamo di pace, di tranquillità e stiamo bene. Nello stesso momento nel mondo ci sono tantissimi conflitti, tantissime uccisioni, innocenti vengono uccisi, donne, bambini, anziani.
E che cosa c'è da fare? Ecco per esempio in Siria, in Iraq e così via. Ecco perché dobbiamo veramente pensare bene al futuro, come produrre, dopo di questo, come produrre un futuro migliore, in modo che non accadano più queste cose. Grazie. Prego. Hello. I am coming from Turkey. I have a question. How can we trust in ourselves that everything would fall into place in this lifetime? Where does trust come from? How can we trust? How can we trust in ourselves that our life will go well? Trust oneself. Yes. How can Do you suspect those yourself? That's quite strange. But of course, certain thinking or certain activities, sometimes you may have some doubt. Although I'm thinking maybe something wrong, or I'm doing something maybe is wrong. But then, one close oneself, just trust I know. Or you have some kind of different kind of philosophy. Just trust oneself. Not have to hold trust. La domanda era come possiamo avere fiducia in noi stessi che le cose andranno bene in questa vita. E mi sembra strano che mi chiedi come è possibile non fidarsi di se stessi. Devi avere fiducia in te stesso, a meno che non pensi a qualche cos'altro. Certo, nella vita succedono delle cose e magari puoi pensare, puoi non essere sicuro se stai facendo delle cose fatte bene o non fatte bene, oppure pensi di non fare le cose fatte bene. Ma questa cosa della fiducia verso se stessi la trovo molto strana. Prossima domanda. What should we do to solve the problem of global warming? Cosa possiamo fare per capire e per risolvere il problema del cambiamento climatico e del riscaldamento globale? Grazie. Global warming, something sawacie da che carciolaresa, di kaya, carciolaresa. On our occasion, we should discuss about global warming. Many scientists, in some extent, you see, we can slow down global warming. One example, some scientists, the ozone layer, ozone layer, last, I think, 1 or 2 years, you see, people pay more seriously. As a result, compare a few years ago, now today, the condition of ozone layer increasing. So that shows if we pay attention and make effort, we can make some change.
2,000 years ago, few thousand million years ago, water, now dry. So when I saw that, I think our planet, this blue planet, also after perhaps several thousand millions of years, I think this planet also will be dry planet, desert. And eventually, I think our sun, completely exist, or this kind of sun come over 5 millions of years. So life starts about 1 billion years. So the life of sun itself, another few billions of years, then change. So that's a nature process. Okay. The cosmology, the scientist cosmology, and also Buddhist cosmology, in principle, similar concept. Everything comes from 5 elements, ultimately space. From space, whole universe comes. And then eventually the whole universe disappears in space. But don't worry, our lifetime, and your grandchildren, don't worry. Molte volte ho discusso del problema del riscaldamento globale con degli scienziati e per esempio rispetto ad alcuni anni fa lo strato dell'ozono sembra essere aumentato, per cui c'è stato un risultato positivo sulla base degli sforzi che sono stati fatti dagli esseri umani, per cui ci sono delle indicazioni che qualcosa può essere fatto fino a un certo punto, perciò con uno sforzo cosciente dei cambiamenti positivi possono avvenire. Però dobbiamo anche ricordarci che tutte le galassie, tutto l'universo, questo sistema solare sono in costante cambiamento, in costante movimento. Per esempio su Marte probabilmente qualche migliaio di miliardi di anni fa c'era la vita, c'era l'acqua, adesso il pianeta è completamente secco. Nello stesso modo il nostro Sole, per esempio, che ha cominciato a esistere almeno 5 miliardi di anni fa, e la vita su questo pianeta è cominciata almeno 1 miliardo di anni fa, per cui è possibile che fra qualche miliardo di anni anche questo Sole, questo sistema solare scomparirà, così pure è possibile che questo pianeta blu si seccherà, così come è successo con Marte. Questo è un fatto naturale, non è il cambiamento naturale dei fenomeni. Dal punto di vista cosmologico della scienza occidentale, della scienza buddista, i parametri di base sono piuttosto simili. L'universo sorge dalla combinazione dei 5 elementi in quello che è lo spazio, l'elemento spazio, e così pure questi elementi poi scompariranno, si dissolveranno in quello che è l'elemento spazio stesso che li ha portati ad esistere. Però non preoccuparti, perché per quanto riguarda la tua generazione, la generazione dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e dei loro figli, non avranno questi problemi.